Al di là dei pochi che con l'app sono riusciti ad affrontare questo servizio a chiamata, però c'è tutta una platea di utenza più fragile, di anziani, insomma, di persone che hanno trovato solo disagi a Vittorio Veneto. E a Carbonera è stato uguale, e chiediamo alla giunta e al sindaco di Carbonera che si facciano carico dello stesso coraggio politico e di dire che non sta funzionando, le persone non stanno prendendo l'autobus in quella fascia oraria che solitamente era la più usufruita, quella tra le 9 e le 12 dalle persone anziane, soprattutto donne over 65 che andavano in città per il tempo libero, per le relazioni, per il mercato settimanale, e che oggi ce lo dicono, lo abbiamo raccolte noi queste voci, non vanno più. Oltre ai problemi dell'uso dell'app, ci sono anche quelli di privacy. Bisogna dare infatti dati personali e carta di credito, e quindi alla fine anche a Carbonera è stata fatta una raccolta di circa 300 firme che per ora non ha esito. Sì, l'abbiamo raccolta, abbiamo mandato la petizione alla MOM che ci ha risposto qui dicendo con la DON praticamente che va tutto bene e che si prosegue così. L'abbiamo mandata alla sindaca Federica Ortolà che non ha risposto per niente, l'abbiamo mandata alla provincia di Treviso in quanto ente di governo, ovviamente, per quanto riguarda il trasporto pubblico. Noi non siamo contro questo servizio a chiamata, indubbiamente, ma doveva essere calibrato meglio, con discernimento, per capirne ricadute e impatto su un certo tipo di popolazione prima di appunto realizzarlo nelle zone dove già tutto sommato il servizio andava bene. Se si voleva sperimentarlo, lo si poteva sperimentare bene a Vascona, a San Giacomo di Musestrelle, che sono completamente privi di una linea, a parte la 170, di una linea di autobus.